Abbiamo detto che il tutto è iniziato dalla Cina e dalla Cina abbiamo proprio la prima arte marziale, antichissima, il Tai Chi Chuan. A guidare l'esecuzione il maestro Maestrello. Nell'universo delle discipline del corpo e della mente, il Tai Chi è sempre stato più apprezzato per la sua particolare efficacia. Il Tai Chi Chuan, che significa box del principio supremo, è una disciplina psicofisica completa. Gesti lenti, movimenti mobili ed esecuzione armonica per incrementare la velocità e la forza. Sequenze tecniche che attivano in profondità ogni parte del corpo. Sviluppando una sincronia e un dinamismo fisico che generano l'energia vitale, che è la base concreta del benessere. Il Tai Chi Chuan si può considerare una prosecuzione dinamica della brata del Chi Kung. La conoscenza del significato marziale e dell'applicazione al combattimento delle singole tecniche permette anche a chi pratica il Tai Chi, in funzione della sola ricerca del benessere, di calarsi interamente nel movimento, di interiorizzare la sua logica e realizzarlo in un modo sempre migliore.
È tramite questa forma di pratica che la lentezza e l'armonia dei movimenti sviluppano la forza e la velocità. Inoltre, questo modo di esercitarsi al Tai Chi rende concreta la sensazione che tutti i movimenti nascano dall'interno del corpo. Lo stile deriva dagli insegnamenti del famoso maestro taoista Sung Wei Yi, il taoista della montagna bianca. Che apparteneva alla 9ª generazione della scuola Tan Tai, fondata da Chan San Feng ed arrivato a noi attraverso il gran maestro Fu Chen Song. La Wudang Fu Style Federation nasce con l'obiettivo di preservare e di divulgare il Tai Chi e il Fa Stile Fu, come ci è stato trasmesso da Sifu To Yu. La missione è di sviluppare, ricercare e promuovere lo studio dello stile Fu in tutti i suoi aspetti, energetico, abbiamo parlato della Cina, di come
vide nascere le arti marziali. Ora ci proiettiamo in Giappone, senza non prima aver ringraziato il maestro Severino Maestrello, che lo preghiamo di ritornare qui a Tatami. Un applauso per questo grande maestro che ci ha fatto l'onore di questa dimostrazione. Lo premia Diego Badani, presidente esterno provinciale. Un applauso ancora.